Amigos e amigas de voi due sono oggi una puntata speciale perché mi tocca a mia auto-intervistai il successo che oggi tengo come ospiti in questo viaggio che vado sempre in Sardegna, quattro via musicisti suonatori, se si fa contare questa vita, cose in soro, tengo Andrea Mura, che adesso è a frati mio, e tengo Andrea Plano, che è una quattro frati. Con now. Con now, no, con now, di stavolta. Insomma, tengo 1, 2 e 3 si valentia, potevo suonare aici. Oh, ben agattato. E te va. Grazie. Ti dia sta crei anche da vedere questa televisione. Ti piace? Io già finito in televisione. Lo scio, ma questa è, ma mica sei stato di me, è tutta un'altra questione questa. Bene. Tu conosci questo programma di... Certo, di Castro Dogna Gida. Dogna Gida. Non ho mandato neanche Dogna Gida. Se so preguncia non fa dure. Sara, sa, oggi se usi noi, poi a regionare con Sato, se ti fai contare, insomma, devo sapati mia da conoscere, ma non intende sapati di Sato pure. Casi che si conosce, questo tu conosci di quando è nasce. A tu ti Da conosci. 20 anni, scelto. Ti conosci, su manco, no, 20 anni, forse. 25. 25, qualcosa in più pure. Però, sa vita è fatta, uno non è che esce tutto. Canto volta di grappita, mutandas, maglietta, tutto queste cose. No, non è vero. Finze cussa ci devo sotto. Ci dico finza e custa. No, io sono persona seria, Po' vuota. Dai, che sono sempre i brullatori, si piace si spaziare su questo palco, giocare su Fadeo e tornare a fare. Però, cominciamo su, zappo concodravo una bella intervista con una bella parica pregunta, sa. Cominciamo su dei due. Devo ti conosco, però di quando si cominciava a suonare con me. Come te che ti sta con cavo a dire di fare su DJ? Come te parte questa questione? Siamo giovanetto, devo pure. E poi cominciato, canto vedo, metà degli anni 90, Sa Golden Age. Sa Golden Age. Del hip hop, no? Sa mia Golden Age, che certo. avevamo Sa nostra pure. pittichetto. Cominciavo 18 anni, sul regalo, a 18 anni, si è usato a 10, babbo mi hanno detto, dopo no, già che ho dato girare dischi in domo, comprami un altro uso che mi serve, già che di dammo un paghetto in domo, poi teniamo a sora teniamo questo impianto, sino a 10, questo impianto stereo in domo. E dunque mi ha accontentato. Babbo via traballata come operaio, sa, operaio tenia dinai, non te nulla. E dunque poi cominciato a 10, vadendo i vesticette in domo, ogni giorno mi compravo un disco ceddo. Avevi andato a pigliare il disco su? Non andiamo tutti, anche Andrea Zimbra, anche da Atena. E dunque ogni giorno, spacciavo a scuola, andammo in cui, su sabato, acabammo prima. Andammo a mi comprare su dischicetto, quindi avremmo una bella collezione. Una bella collezione di dischi, è ancora da tempo, come si cresce con queste cose, punta parlata in domo. E insomma, questo è l'indizio di questa carriera cosa tua. E te musica ascoltasta in questo anno? Che diventa i dischi su che ti picasta? Beh, mi picamo cosa americana, questa cosa che si è cattata via cussa, più che altro. Sul bordello è che questa cosa italiana non si è cattata, questa cosa del suo continente, dunque si è arrivata più che altro con l'americano e si ascoltiamo cusso. Poi vede un bordello che catta cose, poi non ci vede internet, quindi non poteva entrare sul computer che serviva per fare altre cose senza non serviva per azziare su dito e cercare cose, ma intanto si serviva per studiare, per fare cose di aici. E dunque poi accattammo su Cancun in Castello, con le scuole superiori, e dunque uno si comprava un disco, ne facemmo su 10, 15, e poi... Poi perché c'è di amico, sai? Perché c'è di amico su 10 e poi duplicammo in cassetta. Ascolta, pochi anni si cominciava a fare su DJ, che le viene sul ruolo cosa tua? Che le viene festeggiare in scale se voglio questa musica? Festeggiare con i amici. Avete sta fatiare questa festeggiare? Scantinavo in vita. In Utta? In Utta. E te ne pesisci voi ascoltatori, se questo non aveva zeppa esti di Uda?
Ahí ci sono Uda, no? Uda, Uda. Vida, città metropolitana di Cagliari. Un tiro di mitra da Cagliari, come si chiama? Andava bene, quindi festicella con i amici, primo selezione, se non è Sì, E poi- poi questa cosa vinta su scratch, di piacere da scratchare. Sì, vede una cosa troppo spettacolare. Ma questo dopo incominciamo a di prima, poi in domo, come te prima. Là ci sciorroccato tutto. Dopo una parroca di giradiscos. E dunque se facciamo 10 discos e giradiscos a parrocare. Spuntina se non fia una cosa Può scratchare. può screcciare, ma poi giradiscos diventa a roche blocchettos che non si muovienta manco un po' de badas. E quindi insomma, questo è Festiccedas e poi Castello poi cominciavo a conoscere questo spicciocco che è andato su del Rappieno. In cui Sa scena Castellaia. Sa scena Castellaia, Ma te sì. gusta di poi da su va qua, se io lo fai fuori dai, fra il mio ore. Si posso. Ascolta, e tu? Vitiosi. Ed voglio tornare a come te con le pubblicità. Ti piace vincere facile? Teni già questo esempio in domo, sa che vi sta tu. Vincendomi 3 anni, via già illogico, pigliare questo esempio adesso che teniesti in domo e si questa ia. Nuda, ha iniziato seguendo quello che si è stato già usciti, ma non esatto sono usciti, perché se non posso contare. Ma è bene l'idea di fare una cosa mia, poi essendoci di viaggiare in modo opposto, sa da lavoro mi pigliò questa idea di fare una cosa mia con 2 amici di stare al massimo e ho fatto questo gruppicetto, su 93, due pure sto iniziato De vago, de vago, una 2 o 3 anni. 2 o 3 anni. Però non ho mai fatto nulla di serio, 2 o 3 canzonette sì, sicché poi quando si è uscita questa tromba di Magoro Posse, io ho fatto in pari valentia e dovuto con valentia io ho iniziato come te questo, come DJ. Ma ricordo ancora sul primo concerto che ho fatto come te valentia all'Alberti. Certo. ci vediamo dopo. Si vi ho piegato su Pratigeddos, in Monaco, pianta a Cinghia, ho screcciato pianta su Massimo, però vi ho adottato bene de puntina, Sannareus. In cui pure teniamo un bel esempio, di uomini che vedeva già scratch, teniamo questa possibilità di dubbi, fatto che via da KD de Borode. Un salutato a Cristian, Un che salutato a ma Cristian. Massimo pure salutato. Assolutamente. Vivi in Santo Sparao. Assolutamente. E nulla, e in cui sapevo che iniziamo a migliorare pacchetto vinili, si tengono una bella collezione, mi sono fatto una bella collezione da tengo ancora, però poi dopo adesso prato si è passato a questo strumento del rapper, no? Sul microfono. Però su nomini e avrò su chi io scioperavo quando voglio su Scratch, che è l'eppa questa che si segala su solo tipo rosoia, l'eppa select e poi avrò l'eppa. E insomma, da in cui è iniziata questa avventura e sì, io sono andato D'una rauso da uscire, ma i ascoltatori sono usciti. Che le viene il discorso che ti presenta De Broso in questo anno? Beh, tornai, se esempio tu già in domo, per cui a Savini su chi passata sa Gresia via qui su Public Enemy, Randy MC, insomma, sta scuola beccia del rap americano. Poi però devo iniziare a sciopare questa strategia che vedo perché diverso perché mi piace più su zona della West Coast. Sa quando vi abessio già su disco del Dr. Dre, luego su Snoop Dogg, e luego su Tupac, questa cosa, questo sono di cui, ma di parlavo proprio, vi lo strafanato, vi è diverso, perché sono meglio per un melodico puro, vi è più facile da ascoltare, ma poi mi presenta come tesimonia, e poi questa cosa che mi piace a me è sul fatto che si viene a creare questa cosa tra West ed East Coast e va a gara chi voglia questa cosa meglio, se questo contribuisce a mi fai Ti piacere piaceva questa cosa, questa competizione, questa sì, gara? Bello. Zepp, tu invece non so fiauso in bidda e ogni tanto che vai a Castello Duro, ma tu invece vi assaggiai praticamente in Castello, studiaste noi in Castello, via che studiaste che le vi Noi scuola? accanto sul liceo Noi accanto è possibile, sono su Corsa Furca, noi accanto non c'è nulla, c'è sul deserto, quindi, o no? Su Corsa Furca, sta accanto su Corsa Furca, pompo, casine pompo, solo in collugo. Sta scuola che le via da? Sul liceo? Liceo classico Siotto Pintor. Carrone,
E in cui ho conosciuto un pacchetto di gente. Sta scena Castellaia, no? C'era dei Beatles. C'era dei Beatles, Poi ci vede Peppe Littera, poi ci vede altri spicciocchi che studiano in cui, e poi che conosciamo in tre, questa stazione di Castello, che insomma si vede un luogo dove io sta bene, un gente, e poi conoscenti, no? Andavo a Sebastiano, che c'è un bello giro di picciocchi e piccioccheddas, e dunque... E t'avvaniata, badante, Poi si badanta, cantante, si poneva con su Walkman, insomma su questa cassetta. Certo. Non ci vede... Nuda. Non ci vede... Spotify non ci vede. Spotify non ci vede, Pago no. bene Spotify. Dopo andare innanzi, si torna a con i tiros, però meta, cercando sul luogo giusto. Quindi non è- adesso che non vedo la scena Castellaia, vedo la scena dei Beatles in Castello. No, meta si venta Castellaio, però è andato a ribanta... Che due figli di Castellaio? Fai sì che li con un nome. Da Castello ci vede Gypsy, poi ci vede Riccardo Osteria Cobuta, che poi è un chef. E isso su badante, Adesso no? sono Badanta. Diventa break dance. Badanta, poi ci venta Spicciocco che... Farfa. Farfa, Vintanta, che ha vintanta, e dunque vera un bello luogo. Poi voi che ancora volta si va a vincere sa Gem, Certo. e dunque se troviamo in cui. Cioè, Poi che non riuscite, che non si può dare aici commenti che si hanno, detto non si riuscite, si è Gem, ma una Gem è una situazione, non ho per gli ascoltatori, è un luogo, una situazione, un concerto, in noi, non devi effetti questa musica, ma chi cominciava a mangiare, mancai a mangiare, si chiede a posto di frangio, si vintanta in muro, si vede su writing, e si va si badata, sa break dance, si va a sfida di freestyle, su scratch, e poi ci viene su concerto. Questo è sul mondo di sta jam, no? Sta jam session, sia da noi, ma non su da serie su jam, sta jam hip hop. Si piace sempre sul programma Cosa Nostra, andai a vedere in noi si fa questa musica, e questa musica si fa più che altro in esattorio su e in festas, e noi su la rubrica che si chiede attorio su e festas. Questa è la seconda edizione del Festival Simaland, Sonus in Bidda. Su festival è nasce o cannu passau, possa volontà di un gruppo di picciocus e di picciocas, poi passai a scappare in pari ascoltando musica e si spaziai tutti in pari. O cannu su festival è stesso zerriau green, birdi. Desu zerriau a Ici, poitta teneusu meda contu sa natura. Ove su vai a comprendi a totusu i testi secosostenibilidade. Per questa ragione, nosu e usuo comprai tutte le cose in sa bottega dei sabidas accanto. O cannu e usuo vai uadassa che non si scavada. Uadassa con sul logo de Simmaland. Tadassa esti sa propria prodotto sannotti. Quando accabanta de buffai, sa gente anda a sa locanda e torra a ghettai. Nosu, io usavolli, vrantai usemmi, po' fai cresci sa sensibilità in tutti sa gente, rispettai sa natura. Questa notte si usa spaziai con sa musica dei Radiones, che beniti del Mogoro, i vainti musica punk rock. Appustisi, i menir beniti del Nucoro, i vainti hip hop. Ferrandos Band, che venti de Siniscola, i vainti musica, canzoni con notas de Kenzenecche, Bette Smacco e Ascra. De Terranoa, Chinchietu e Dottor Boost, de 25 annus, fainti musica, reg e dub in Sardegna e in Italia Buru. De Gasteddu, benti Malazzotti, con sonus de cumbia, dub campidanese. Può accabai DJ Toni, nos da fai baddai totus a notti, vinza cando brescidi. Poi vai questa festa, de peusu torrai grazias a totus agenti, a totus volontarius che sant aggiudau, pitticusu e mannusu. Grazie de coro a totus. Ita si vozzunai, atrus annus impari, compresu e saluti. Viva Simaland! Seconda parte di questa regionale di oggi, di Vuedos e Sonus, in compagnia delle signore in arte su Maestro, come sempre, ma oggi teniamo su Pizza, più che amico, su frate,
anzi, Fradi e Fradi. A Zeppe e a Leppa, dessa cricca valentia, oggi ho una puntata speciale, perché non sei mai più che uno intervista da un Fradi e un altro Fradi, no? Forse si chiama qualcuno altro. Si deve a questa intervista che mi hai detto, però vi alleggio, troppo presenzialismo, no? La risposta se devo rilassare. No, io ho pensato con sul regista, con Maurizio, però adesso non sono convinto su me, la può più intervistare io usato. Bello. Caro Fradi, Fradi caro, poi adesso delle cose, a mandiamo su perché questa questione. Ormai insomma, battuccheddo su questa musica, io su bivio, questo tempo su dessa musica, in questa musica si vede questa cascittella, e questa pinna big può girare, questa cascittella da fare tornare Jacopo, spacciare, tu spago batteria. Proprio aici. Eu bivio sto tempo dei vinili, eu bivio... E se io bivendo mo su tempo su questa musica nello su liquida, questo è un tema che sti bessendo a pillo in spuntata nostra, sai? E te mudavo in questa musica, a parte cosa tua? Bah. E in bello e in peus, non è perché voi non scetti, non è now che siete... Una cosa che è cambiata, che è mutata, è questa facilità che si può reperire questa musica, no? Questa donna mi ricordo che quando ho iniziato mi toccava da 28 a cercare questa musica, ma da cercare in una maniera che quando tu conto, questa gente manco si può immaginare. Devo pensare che vivendo in Bidda, tenia 15 anni, 16 anni, che va a Castello in treno, mi pica Rampage, che arrivava all'Olimpiade direttamente dall'America e dove in questo chiosco di Sericola accanto a questa stazione. In seguito vi hanno annunci su pubblicitari e poi stare lì, poi fare mandai dall'America su mixtape, che aveva una cascetta mixata dei DJs americani, su famosi sicuro, che però viene fuori delle label, no? dei domi discografici a Mannasa. E da sapere diventa $5, $10, e ti fa dire a te, sa, scioperà questo che mi deve far mandare? Piga 20.000 franchi, 30.000 franchi, andare a Banca d'Italia in piazza Ienne, ovviamente se il Banco d'Italia, cambiare 30.000 franchi in dollari, ci sticchia i dollari in due buste gialla, in pizzo ci scrive questo indirizzo e invia su dinari 10 in mezzo a due paperi, due fogli, due paperi, e su dinari in piena America. Miracolosamente, mancai, aspettaste un mese e mezzo, 2 mesi, era l'Olimpiade da Domo, e tu visti uno dei primi divulgatori di questa musica. Poi c'è denai pure che il mixtape, io ti faccio, si può fare ascoltare questa musica che bessiate ufficialmente, appustisi, quindi tu hai questa opportunità di ascoltare questa musica che bessiate appustisi, prima dei altri, e me da volta sono itinerante, ma guidasi viscata questa, e guida più viscata, vicino, faccio ici, ed è cosa che non si vuole mai, ma che torna pure a... No, si vuole mai, non è che ormai non ti passa la vendi, ti fai a sta trascoppia se ti fai a sta girare. Sì. E sì che questo sul fatto che ti devi sta sbatti per cercare questa musica. Certo. È tutto, secondo me Rastia è più spago affascinante, c'è più spago fascino. Poi prima di devi stare sudare questa musica, sudare sia vuoi fare che vuoi ascoltare. E ora dopo spiccioccato su fonti d'ora ballo in scuola. Da subito, tenti tutto e subito, non tenti manco su sforzo da mi arrego 2.000 franchi, 2 euro, nulla, no, è una cosa che a me sinceramente è arrovinando su ragei di ascoltare questa musica. Questa cosa di questa musica facilmente fruibile, come si dice in italiano. Liquida, no? Liquida Però è vero pure che quando voi ascoltai, spendendo su chi spendi al primo o un disco, te su abbonamento a su mesi, paga su abbonamento, sì, ascolta tutta questa musica che ho. Però non ti parlano da me in mouse. Su recente di un disco, o collezione, o denaro là, bello, ci vede a due di toccare pure, vede un'altra questione, è diverso. Secondo me pure questo fa parte di apprezzare questa musica che si è ascoltata, due di toccare, certo. Qualcosa tutto tua là. Sì, sul libretto pure, sul CD, certo. Zepp, tu ti pensi su questa questione? No, sono completamente di accordo con me si narra. Il problema è che io tenevo su come ti si narra, su computatori, questa musica in cui
Sa musica in cui, cioè, si compra... Tu che sei DJ è un bello vantaggio però. Bello vantaggio quando non mi devo votare per le scascitelle del latte al Borea. Ma quando io sapevo in Valentia, ti ricordi che io un seffietto uno del babbo. I scascitelli mi li ha fatta concorrere su Falegnami, del Bruno Mandis, l'artista dell'Inna, e vienta dell'Inna, su triple su questo, esatto, non so sai che scitta che disco si vede a Sergio, con cortesia, ho bella cascita. E te pensi di questa cosa? Ti aiuta da qualche certo, ti aiuta perché noi, vabbè, cioè a me è sempre parlato di questa cosa da ciccare, questa musica. Non mi faccio... Cioè, su sentito da ciccare a parrà, come lo faremo quando facciamo picciocchetti. Dunque, sono sempre ciccando cosa nuova, de far ascoltare questa gente quando sei magari in un luogo e non tu posso vai. Certo, poi c'è questo lavoro, certo, non è che non si fa in ogni luogo, si certo. scetti hip hop o scetti magari elettronica. Non fare dei blues, poi il tempo sono venuti cambiati su meta e dunque cioè, fai su DJ, prima si suona a meta, cioè arriva anche su DJ pure, quindi devo riesco a comprare il disco. E poi sul mondo è cambiato meta e dunque non ci fonti pro jam, cose di H. Fonti cose che si parlano da quando sono giovanello, ma noi ci fonti scetti a regodos, non fonti pro su cose che biveus. Cioè, da sabbiveus quei regodos, no andando a fare queste cose. Tu in sono seconda un sistema che se vai in nomini di marca, se tu canto un sistema in impresa MP3 o Wave posonai. Sì. Contasi di uno come è questa questione tecnicamente? Tecnicamente Deus sempre gira discos e dunque se quando arriva un logos sia pitticheddos che mannos funti spantaus ma usa queste cose ancora come ti vai cioè casi che mo ci punti questa console pittichedda ci punti queste scatulleddas da se potevo zerriare e denti tutto da dentro una dove no non mi serve e dunque se spendo un mera di euro su questo, se potete scelto gira il disco mio, costa da mancare 2 o 3 scatolette, di gusto, però cioè quando arriva a me il logo, la gente si accosta da De Bruso, più curiosa, quindi no, ma come ti vai, ma è finto, no, a Sammao, e si immobili, tira Sammao però, tira Sammao, sempre. Però poi quando arriva ti prego, contenta, ponimi, please don't go. Giusto questo, è un contingente davvero. Insomma, esti cambiato sul mondo del smooth house, sul mondo del DJing. Meta. Più facile. Ascolta, tu no, non è più facile. Più facile no. Più facile si compra le cose. Però lo vorrei contare questa cosa pure. Quando hai cominciato tu, se esempio, tu teni sta bidendi un altro DJ che non fa dieta. Quindi di oggi, è vero pure che uno anda dentro di YouTube e con questo tutorial su DJ. Se manco bidi commenti si inghizza su Scratch questa cosa, no? Sì, no, su bello di oggi che ci fonte questa scolla su YouTube e quindi... Scollas addirittura? Certo, molti scollas, potete uno che ti impara a fare cose, per me è una scuola. E dunque mi do su scasso di pure, per me imparai una cosa che non è che spacciata, devo continuo sempre a... Sigo sempre formazione imparare. continua. Formazione continua. E dunque mi piace sempre castigare e finché si può migliorare le cose. Dunque non smetto mai di castigare. Io piccioccheddo, ma piccioccheddo si deve... È più facile quindi. È più facile, ma si deve di ciccare. Cioè, non è che vedo una cosa, no. È fatta, no. Tocca da ciccare sul logo e noi si mostrare. Non ci diffondi il logos, cioè sono quel logo dove si vai e ti vai su, come ti si chiama, su Giasso tu, su YouTube, su Facebook o altre cose di aici e mostrare su chi ci si va, però cioè questa promozione non è facile, poi non è che... Ognuno si può sentire cosa sua, Nareso. Ma si può sentire che non lo conosci nemmeno. Non serve da nulla. Non serve da nulla. Certo. Ascolta, ancora con tu, ma
come ti si fa a combattere due sconcas aici? Quando si combatte. Tocca da si combatte ad ogni viaggio, ad ogni post viaggio, a sandata, a tornata. Chi inizia a raccontare con ti scedo sono da Cabao Pruso. Si fa season 1. È vero, certo, di su un montone di cose belle. Sai. Ma Ma metti su viaggio, su palco pure, di queste quantai, Tocca da si quantare su palco pure. È vero, è vero, è vero. Cercavo sempre di contare, scriventi discusso e scritti libri su, o fanti B, o con cosa documentario, su cosa ecci. E la sua rubrica proprio nasce apposta con questo che si era iscritto e suonato. Allora, il tuo progetto nasce nel 2018 circa. Ero travagliando in un cantiere e guidavo un camioncino, andavo e tornavo con tutti i ritritti che facevano i muratori e andavo a lampazzire. Quando si lampava la roba, che cosa faceva un suono? E diceva, ma tutta questa roba che si siamo lampeni, no? Che andrà distrutta. Io gli voglio dare un po' di vita. E allora ho cominciato ogni tanto a raccattare qualche pezzo di dubbo, qualche cosa che mi piaceva come suono. Avevo un piccolo registratore in casa e ho cominciato a registrare, modificare che ci sono. Nel frattempo scrivevo pure delle cose con un taccuino della lista spese che mi dava il principale. E da chi è nato il disco, che si chiamava Canzoni dal basso. Non so proprio canzoni, sono considerazioni di una bassona qualsiasi, che fa vedere dello travaglio, che fa vedere dell'amore, che fa vedere di dinari, della difficoltà. Ecco, tutto è un disco, diciamo, che è nato così. E l'ho portato in giro e insomma non voglio diventare famoso, non mi interessa. A me mi interessava a farlo, a chi mi piaceva farlo. Ma non l'ho mai fatto come il musicista Giuseppe suonato il basso. E questa cosa è andata così, a rasola. Le canzoni mani bissichite, sono venuti e mani agattato e io la giuboccio il disco. L'altro che ho fatto, ultimamente, l'ho fatto nel 2020, che si chiama Le mappe del cielo, le mappe di Luzio. Le mappe di Luzio, ma cosa? Io ho pensato che tutti i disegni che mi sono venuti da pedesagli, no? E tutte le culture ancestrali che mi sono primitive, hanno tutti quasi sempre i stessi modelli. No? Vera Iadina, Vero Gervo, Vera Grozzi, ho detto, ma non è che le cose erano dei riferimenti per le popolazioni nomadi che andavano in giro, che avevano bisogno di un punto di riferimento. Abbaidavano lo zero e pisichiani chi si rotta. E quindi mi sono un po' inventato questa cosa qua. E il disco si chiama Le mappe del cielo. L'ho suonato tutta la sola, come il precedente. Non a chi non conosce musicisti, i musicisti li conosco, ma sono tutti impegnati. Devo suonare chi. Allora, però mi piace pure fare le cose alla sola. E poi, quando sono live, mi piace accompagnare dai musicisti e ci vorrà un'altra cosa completamente diversa dal disco. Infatti, i concerti è sempre bello andare a vederli. Bisogna andare a concerti live. A chi è una volta che succede e non succede più. Un disco ti lo vuoi ascoltare quanto vuoi, ma non era la stessa cosa. E se uso ancora in foglio se sono ancora in Parisi su Maistu, ma oggi con Leppa e Vincenzo a DJ Zepp, oggi io sagrica Valentina al completo con questa puntata speciale, no? Questa puntata di Paschicella potevo fare, no? Questa sagale invece di cosa sa. Ancora stontonato. Ancora messo io certo. Devo invece lo domandare, lo preguntai a Andrea, frate mio,
Che all'esti su concerto che sta parlando il suo coro, di tutto schio su fatto, su proso bello che ti ricorda, sa? Li tenevo su un montone, però. Io ho fatto metas, meta bellus, ognuno diverso, sicuramente, in ogni luogo diverso. Doveva a millas de gente e fins a 2 persone. Però È vero, su questo pure potevo confermare, pizza sono 2 persone. questo atteggiamento nostro non è mai cambiato, né a nati de millas de persone, né a nati de 2 persone. Ho fatto sempre così spaziale, questa è questa cosa che si deve pinare, con serietà. E mo pure, Sì, sì, no, ho fatto e tu cosa fai, Però, ne tengo uno che mi ricordo, in capo, effettivamente via vicino che du meda se emozioni, de poi toccare con il mouse uno che vinse a questo tempo di sta ascoltando i miei dischi i gusti ha fatto un disco che ha cambiato già sul rap italiano ancora e mi da gattare messo spogliatoio adesso logo che tu penso in mo tengo ancora le fotografie si è fatto sviluppare un rullino di fotografie Già questa cosa sviluppare fotografie, è mela. E fino da quando non picciocco che si è arrivato a Neffa. Io ho fatto del gruppo Spalla a Neffa, in un certo magazzini generali, no, magazzini mezzo si arriva sul logo. Via da Fornacci. Le Fornacci, sì. Io ho fatto da gruppo Spalla, Nareoso a Neffa, che via da girando con suo disco via da Bessio De Vago, Neffa e Messaggeri della Doppa, sono 96. Cappa via il suo primo concerto umano che ho fatto come te Valentia. Questo è un concerto che mi stava rosso coro. A me uno mi dà ricordo bene. Mi filmasse, dopo questo tempo su Vivian Castello. Tu abbiamo visto già in Castello. Vivian Castello e mi filmava questa gente, sai, in sa Corriere, su CTM. Ma mi sa questo che ha cantato con è durato un po' che dice. No, però, un po' che dice Però sì, via queste occasioni di volte troviamo contro gente pure, altre persone che vogliono diventare rap di Sardegna e che vengono di avanti di Olbia, di Sassari, di Nuoro. E vi è stato un bello concerto. Sì, vi è stato un bello concerto. Una bella poco occasione. sicuro. Di acqua, ma ricordo. Sì. Tu, Zeppi, un concerto che ti sta parlando su coro? Livorno. Poi conta, forza che questa gente dice questa è un'intervista con Ticello. Vabbè, Livorno ho subito non mi ricordo proprio Italia Wave, dunque sono andato fuori da Sardegna sono a Cante su Mare in Livorno, è troppo bello, ma poi ci va bella tromba gente che veniva a ascoltare, ma poi ci venne Chemical Brothers. Mica questo suo concerto è che io attento sulla possibilità di entrare a gratis al suo concerto dei Chemical Brothers. Ci può contare, abbiamo zona VIP. No, ma lo ricordavo cosa. Forse i unicos ci via da, insomma, via sulla bella variga, no, su Satus. Penso che i unicos che non fianta drogato con questo concerto via sul nostro. Noi via un garage. Bello però, no? Bello male. Sta parlando su loro. Ma non su concerto nostro. Su concerto di Chemical Brothers. Ma ricordo ogni cosa, bella fotografia, sviluppata. Ma poi posso aggiungere, insomma, in amicanza, le pesi scica, Zepp, a regola, in domme isu, o ciò si vogliamo tutto. No, due dentro. Te di tutto, i poster, del concerto, su fatto, su De Valentina, de Gando, de prima volta che ti sono questo. Quindi, demmo io a pago, il progetto su questi benitori, sul museo De Valentina. Cosa piccate di Neus? Ogni volta che bessemmo, donarammo sa gente, dovremmo sul manifesto, se non casa andiamo e distaccammo tutto. Ma tu fai da voglio votare da molto, che non sono manno da credere, non lo credere che andare a suonare. Sono come suonare, che hanno fatto in fillo. Tu sei 127. Ascoltava qua, Andrea, quanto è di importo sul logo, guardate le cose serie, sul logo di noi uno bei di questa musica che vai, a fare cosa tu? Fondamentali. Adesso che ti ho da sa imprinting, e ci si narra, no, adesso che posso andare a fare, ma per ogni cosa, non fai questa musica, questa gente
con cui cresci, sì, su ambienti, ti plasma, scusami, però è questo proprio. Ed è importante poi su che de base do loro poi entro des canzoni sicuro, entro dessa che andas a raccontare ai altri, essa esperienza che contas è sul luogo cosa tua e ti parla da dentro, non ti devi scaresci. Mancai di muristi de bida, mancai di muristi de nazioni o de continenti puro. Sul luogo a cui sei cresciuto, ti parla da dentro e sempre ti da parlare. E tu mancai non ti indaccatti, alla sì a Dionai con qualcosa, mancai a manchisti dengui 20 anni, 30 anni, alla sì sempre a Dionai con qualcosa, mancai tu non ti indaccatti. È questo. È questo. E sti parti di questa vita cosa tua, non devo sapere. Sì. Zeppo, tu che sei DJ invece lo precontai un'altra cosa. E te chi non puoi da mancare mai in questa stessa borsetta adesso DJ. Sul fatto che ci ne vuoti medas, Le cose che borsi non portano teddas, mai. che non puoi mai mancare. Non puoi mai mancare spuntinas, discos, giradiscos, su computatori. Però non puoi mancare su sentito. Ormai è questa cosa che rimanda innanzi. E dunque questa cosa che a misturas, dopo piace a questa gente che tesi a suo costato, che vedi ad ascoltare, che vedi a baddare. E dunque è questo che non può mai mancare, quanto mi piace andare a fare queste cose. Finza se canzoni giuste, o no? Canzoni giuste, in suo momento giusto. Poi voi, la gente che vede a baddai, Oh, ma dai. ma baddai bene, e se lo ricordate di voi. Dunque è questo che mi piace fare. Mi piace che questa gente si ricorda di me, la tua da Pobino in questa festa. È bello. È bello. Ascolta, c'è un logo, adesso guardate concerto, se no, ma c'è sul logo in suo calle di Bragidi e Torres con Pregè, Dognotta, dove uscito, insomma, c'è un logo, no? Ci ne ha prute uno. Però, i ascoltati sembra che non riuscite. Vabbè, c'è Mogoro, mi piace sempre. Non ne devo sapere queste cose, devo già comprendere questa questione. C'è sul logo, sì, Mogoro. Ma poi ti piace da tornare ad andare con Pregè? Certo, però ma che legge, perché sono tutto imbacciato e c'è questo sentito che ti ricorda su tempo passato bene con tanta gente, sono spaziato, facendo in musica. E poi altro logo e noi questa dirai. Vieni da conca, logo sono i buffanta. Buffante non è logo. Logo su Debino. Logo su Debino. Uno su Vedotto, su Mese Usto. C'è la bidda. La bidda. Che mi piace mera. Che mi invita già ogni anno. Infatti salutiamo gli amici. Salutiamo. Sergio. Ma non lo so ancora no, però. Sì, Ierzo. Degli Ierzo che certo. mi piace di me. Salutiamo Santonio e tutto esatto, Un logo, insomma, è un logo in noi, sa musica si intende, di no? Poi si parla, sa musica in isarrugas, non lo sai. Sì, arrugas, prazzas, e poi è bello poter vedere questa gente in cui può buffare pure, però lo si spragita, si diverti, ascoltando musica e battendo. E poi a Topiaus c'è gente che vede del suo continente, gente che poi mi ha zerriato questa coglia pure. Sentivo... Ti anda, dai. Che è la stessa cosa per uso in porto con un DJ? Cosa devo in porto? A tenere questa passione di seguire tutta questa gente che fu un casino a un certo momento, si può ogni 2 secondi, ma che 20, ti hanno detto, poi mi, please don't go, poi mi costa. Ok, a tenere pazienza a meda. E non si accontentai ora, no? E non si accontentai, fino a un certo punto, però. Questo è un tema di importo. Certo,
ascoltai vago vago, questo non lo spettatori si poi se sono, non è che sia su poi dentro di karaoke o di jukebox. No, karaoke, jukebox no, perché su jukebox ho pagato pure. Che uno domanda una cosa, vai. Su jukebox. Ti mangio tutto su chios. No, ma di c'è sera voilà che la intro del sagali non si ha. certo, Cioè, sì. devo fare su gusto, mangio gusto, non mi certo, vuoi domandare tutto, non no? da pesare su ciappuzzo, come ti sinara dei altri, che ben ti domanda ogni cosa, non fai. Poi tengo se si pensa a fare i sarti tu. Certo. Cioè, quindi, appo, scerao, bello tanto di musica, poi si da fare ascoltare, poi si fa vadai. Però non è che posso fare vedi uno, un altro ancora, e poi poni questa musica che piace da isso. Poi tengo questo traballo non anda bene. Ti piace tutta questa musica che vuoi? Sì? No. E questo mi arriva in Deo. Non tutto, ma certo scappo, ma è una cosa normale. Però, una reus che... Chi vesse potuto in te monesta. Chi vesi per me... Te generi sta poi tu. Oh, devo cambio, a me mi piace di cambiare. Elettronica, di anda. L'elettronica non può mancare mai. Cosa di qualità. L'elettronica di qualità, sì. Il pop non può mancare mai. E dunque, questo ci punti sempre. In ogni selezione. Già in ogni selezione, non in ogni selezione, ma già in ogni selezione ci punti. Poi c'è gente che preconta da, giustamente, Ollo, fai due. Ollo Mahmood. Ollo Mahmood. E di vuoi Mahmood. Ma commenti di una idea, È giusto. Più che ci sia su che sta su vizio che link con un video che si sostiene su Desprimo su che Giusanti fatto. Si che sta su bello videoclip e da gatta su questa rubrica videoclip. Lascio la casa vuota dietro me, ne sento la distanza e la strada mi darà ragione quando sarà stanca. Mi porterà dove gli ho chiesto e presto adesso, ma il momento sa per darmi tutto ed è abbastanza. La polvere sulla mia pelle farà il resto, qui sembra il deserto. Dalle finestre ormai nessuna luce, tutto spento. Ricordo il tempo in cui da dietro i vetri era diverso, si sentivano i rumori e le risate, ora si è perso. Il vento muove gli alberi e lascia fermare l'attesa, ed ogni grammo di memoria sa che il tempo pesa. Se guardi indietro non vedo nulla, solo vuoto, ma la testa parla e dice non mollare mai la presa. Da questa strada sento tutto ma non sento niente. Il viaggio è breve, pochi istanti adesso come sempre. Neanche un saluto, d'uno sguardo, nessuno in ritardo. Io traccio un varco immaginario in mezzo a questa gente. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se traccio i segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se traccio i segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli. Viaggio con il vento sulla faccia, io corro scalzo e sono solo, i miei piedi nell'acqua. Dietro di me lascio una traccia come una speranza, in un secondo e nulla, un foglio bianco senza alcuna macchia. Mi resterà per sempre impressa, sì, marchiata a fuoco. L'immagine è reale ma è come uno spazio vuoto. Le onde del mare su uno scoglio, vedi in lontananza all'infinito un orizzonte immenso che mi sembra un sogno. Dov'è che siete andati tutti quanti? Sono spoglio, i volti e il senso dell'affetto solo di un buongiorno. Come un abbraccio stretto che ti dà il conforto. Verrà per certi aspetti ed ho paura ma non mi vergogno. Seguo la strada adesso vado dritto, il nulla intorno. Ero un bambino un tempo ma presto si è fatto giorno. Ed ho capito qual è il senso, mi è concesso il tempo necessario da apprezzare appieno. So che ne ho bisogno. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se traccio i segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se traccio i segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se traccio i segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se traccio i segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli.
Ancora voi due sono ancora in compagnia delle Alessio Molinardi su Maestro, ancora oggi in questa puntata nello spaghetto speciali in Sagali. Tengo come ospiti a Leppa e a Zepp del Valentì e Totto, oggi ho fatto questa puntata sprigo da Zerreosa Ici. Sprigo. Poi adesso del lingua sarda, che su programma Cosa Nostro, è un programma del lingua sarda che si va in lingua sarda, non si vuole su sadro, che si è sadro. Questa cosa, quanto è di importo, pare cosa tu? Sul fatto di impresso sardo in sa musica, in sa vita di ogni di voi, questa no? C'è da dire che questa cosa è naturale, questa comunque Dio sempre fuori dato in domo, babbo, mamma, entre noi, si usa da imperai, da lavoro un po' più da mia, sono con mio uso. Ma finza devi cercare che quando io sono ingizzato, non si può neanche manco che è una scelta, è una cosa che è bene naturale e per questo è importante perché commente ogni cosa naturale e bessi da ici questi commentenai è una cosa istintiva, non lo fai manco apposta per una carriera questa lingua ma è di aici. È importante per questo, perché tu, essendo spontaneo e fendito con naturalità, dona il suo contributo cosa tua affinché questa lingua sia a esibire, che i ragazzi in strada nuova può dare guai, può fare intendere pure le generazioni nuove. Poi, chi uno sciovero con me invece, è sciovero lo fa in italiano. Perché commenti ho scioperato di fare con valentia questo progetto in italiano, questo è un sciopero. A noi è sempre bessino naturale ici, d'uscisi, due pesi sci, è di ici. Non è che è fatto apposta, è una cosa insomma, naturale. E è importante però può davvero si chi abbivi questa lingua. Certo. È un pacchetto bordello comunque. Poi, secondo me, giovanello sono chi sono a Tabruso, sale in basarda, che stiano a tutto. Però aspetta, su slang. Mi ha gostato. Non è questo problema, il problema è che non stiamo a manco su italiano, Bruso. Cioè che tu bisi non tenti, non è fatto sulla lingua sarda, anzi a volte mi succede che mi senti una cosa in sardo che in italiano manco di sbè senti può dinare. Però è un problema dell'educazione generale, non è fatto di trasmettere questa lingua sarda, proprio di trasmettere questa capacità di si esprimere correttamente, e concretamente. Non c'è niente di più poi di sfuardo ha fatto, una fatta e s'altro. Sì, a me sturante tutto. A me sturante, ma manco conosce il sfuardo proprio. Questo non è appello del suo traballo che fai, casa maestro. E te che non ha lausa agli ascoltatori, e te che sei di te sei maestro? Io sono maestro dell'lingua, da Conca. No, maestro dell'lingua, di spagnolo in particolare, in mese scuola superiori, e di inglese in mese scuola media. E nulla, questa occasione per conoscere spicciocchetti, questa generazione di oggi è proprio gusto da di nauga, d'usubio, questa difficoltà di noi. Non è scetti su usare queste difficoltà, vedi, del savago educazione scolastica che denti pure, secondo me, stiamo essendo fuori non li fai no. Se lo è una cosa mia si può dare musica e vita, quindi ogni cosa entra dentro questa. Però stiamo perdendo questa scolarizzazione, e questa scolarizzazione si perde in cosa a meta. E tornato su quello che non ha un'antesi, tutto è subito. Non disaccudissi idea. No, ma non è che a uno che non disaccudissi idea, una volta è un concetto positivo, non più solo a fare. No, questo non è non disaccudissi idea, poi non più solo a fare. Non disaccudissi idea, poi non diventi manco idea di fare cose, comprendi? E questo funti appiattimento, là, una reusa ici, è una cosa diffundi a me. Questa cosa, questa è la differenza della scuola SAT, della scuola media e della scuola superiore? Perché differenza entre la scuola media e la scuola superiore, dobbio differenza entre due tipi di scuole. Quindi manca che hanno il liceo scientifico è diverso dall'istituto professionale. Ti rendi conto che mancai l'educazione scolastica è più seria sul liceo, ma credo che sia stato sempre perché da ICI, però insegnando in un luogo e insegnando in satro
a più questa differenza è più umana rispetto a su chi viene. Quindi su chi questa è viene de scolla, prima. no? Questa è de scolla, de tipo no, de no, scolla. e poi punti a ribendi per a triggerio questa maturazione secondo me. Punti podinà in terza superiore mi pare che ancora gentilezza di seconda media. Vero? Non è avanti, sì, non sì. fai sperare bene. Zeppo, con tu invece mi da piace fuori della tecnologia, no? Che tu sei uno, boh, andando a parlare dessa lacca, dessa musica, che insomma... Sì, con me questa tecnologia. Lucio, sei uno che di anda a me questa tecnologia sul mondo dei social, di conoscersi bene tutta questa dinamica, avviso andando in questo mondo, e te ti piace, e te non ti piace, adesso che è succedendo in idea su telefonello, su tecnologia. No, mi piace di commentare prima che poi si tenni qualcuno che ti ascolta Certo. da ogni parte sul mondo. Dunque se ti fai con cosetta, con una canzonetta, con DJ set, di dove vuoi sui social e ti puoi ascoltare da gente, poi si fa pensare anche con live. So che non mi piace di mancai che ormai può fare queste cose devi si ponni su di noi, nei social, potessi in un caso gli algoritmi non ti permettono di fare via esatto, so comprende, ti bloccano, poi ci funti canzoni, se mancai che non sa canzoni tue, se ci funti queste cose che ti ponti Ti primano, no? ti Ti primano, certo. non si fora, comprendi? Mo ti faccio la pregunta, lo perché interessa questa risposta. Ma a parte cosa tua, questa cosa che in moi può arrivare a fare successo, no? Con due canzoni, due punti di visualizzazione si ascolta su. Ma non è stato tua fava? Cioè, i visualizzazioni si possono piegare pure mentre sei nato, no? Che qualcosa non lo fai arrivare a un livello di artaria, mano, basta che poi a girare 10.000 euro su, 15.000 euro su, 20.000 euro su. E poi c'è gente che di pure, non pensiosa, no. Certo. Gente che su investimento lo fa. Non è tutto fake, come in tanti inglesi. Te ne pensi? Però, cioè, so che penso è che mi è capitato di pago pure, di fare una festa a Cante Castello e poi questa persona che mi ha ingaggiato, ma no, tappo bio su Instagram, tappo bio con qualcosa che si posto, mi piace, a peddi, mattinao, e dunque sono andato a fare questa festa, mi sono spaziato. T'ha pagato? Pagato. Questa cosa da importa è così. No, questa cosa da importa che mi parla di questa festa, cioè, È andata bene. è una bella festa, è andata bene, questa gente mi ha ringraziato, me, da questa musica che ha proposto, so che mi importa è questo, cioè, so sentito che bevi con tutta questa gente, tutti impari, cioè, quando torna domo che questa gente stette con me, ha ribaddao, mi ha ringraziato, ma vabbè, ringraziare conta a pago, però, dopo più che diventa pre-house, dunque sono andato domo a dormire tranquillo. So che mi piace è questo. È bello. Cioè, Ascolta. questa gente che vedi cose nei social e di ciccata. Quindi è pubblicità, di promozione. Perché Promozioni? click, certo. visualizzazioni, sì. Però tu sei già fai una cosa particolare, non sei produttore, non sei uno che scrive canzoni sue, sono le canzoni esatto. Quindi insomma questo è già un discorso differente perché ti fai promozioni e sempre su social lo si fa in promozione, certo, misturare musica e canto tempo su ciò di canto è investimento in tempo su cosa tua in sarti cosa tua canto d'ogni dici poi si prova su ogni di sezzi di studia si cerca se canzoni come è questa questione Deo casta d'ogni 8 ore ci da spasso ascoltando in musica sì. Cioè, faccio satro traballo e ascolto musica. Quindi sintesi, faccio certo. solo satro, sono diventato un multitasking. Come ti si narra, dunque ogni giorno faccio questa cosa di ascoltare questa musica. E poi, quando è stata dessa festa, dessa, 'sta selezione, tocca da si montare tutto
Zaniasa, Su carrelletto. su carrelletto e poi mi spacca la schiena. Certo. E dunque si tocca da Simone ascoltare e approvare. E quanto ti importa questa cosa, il suo lavoro di un DJ, uno che seleziona la musica, che mistura la musica, a essi aggiornare ogni giorno su questa cosa che essi? Beh, merda, poi t'accattas con gente che non conosci, cioè che fonte amico stuso, ci si e due uomini quando si fai zattai, ma gente che non conosci e ti decisi. Dunque, devi si conosci bene questa musica, sul momento giusto poi ci davonni e tu vai accostare Sopra chi vuole. sopra occhi vorisi e tu vai zattai bene però. Con musica di qualità. Con musica di qualità, e a volte musica... Canco porcheria pure. Canco porcheria. Dogna Natti. Infatti tengo le brava. cartelline, cioè merda. Non si vuole andare in televisione. Vabbè, Porcheria. No, porcheria non da ancora, è Non lo so troppo cazzo. lungo. Però da pazzo. Shit, da parte in inglese. No, noi, questa cascittella. Cashit. Andava, si torna a primare ancora poco e poi si torna su così che questa ciarrata. Poi tu sei solo. Nos anta ospità in uno squat, una specie di un centro sociale meda particolare. E se usano prima a istanza, ho lasciato tutte le cose e teniamo un'istanza tutto bonoso. Quando sono stornato invece dopo gente meda in questa stessa istanza. E la cosa bella è che fu gente mai via. E tanto si sono arrivato entro le notte, si sono accattato tutta questa istanza piena di gente, non si sono causa e non si sono spostato un vago in un nuovo di house. E la cosa bella è che appunto che si sono arrivato, si scoperto che tutto su stabile, avuto un palazzo umano, non devo sabba, nuda, né buffare né manco per non si sammunare. E tanto, questa è stata un'altra situazione che ha ricordato con piacere. Come. E se uso ancora in noi, poi due sono, una puntata particolare, insomma, si sto ragionando, regodendo, ma non fetti, perché si vraci pure a cercare di comprendere le cose del mondo di oggi, insomma, le cose che non hanno, che si sente un po' di vai meglio, un mondo, insomma, di qualità. Ti voglio raccontare qualcosa, insomma, ci andate in mezzo. Però, da posso fare una domanda? T'africano. T'africano. Sono cristiano di Valentia, ma tu pure sei Valentia. No, devo pure, certo. Anzi, io so che sei il fondatore di Valentia. Fundador, el sabor de Spagna. Vedi sempre... Ma su vorrei sapere che cosa si influenza. Il peggio tardi su corre sapore. E ti abbia No, sta voglia. devo scontare che questa gente conosce la truma nostra. Certo. Può essere che non è 10 euro. È vero, conosci da me, ma ti più. Una bella parichiotta. Fai su inversione, io faccio mi dia fuori adesso tra balla. Sì, mi va. Che se c'è gente. Chissà manca gente. Presentato, te ho fatto in questa storia? Ne ho fatto un medaz, ne ho fatto 29, già 30 anni, nel senso che a Saurimotta che si è saziato su Vado Valco via da su 2005. Sì, su 1995, ti andai in becciai, non mi arrivato manco così. Ed in cui sono partito, ho fatto disco, ho fatto concerti in ogni luogo, ho fatto cascittas, casi patenti cascittas, e ho fatto vinile, casi patenti su vinile, si che da fai, ho fatto CD, ne ho fatto una bella parica. E dopo sono fatto, sono visto con un amico che in questo percorso, a parte noi, sono sempre accompagnato a lavoro, io lo regolai a parica, insomma anche Medef, insomma anche Jamma X, Key Wild, che è stato il produttore di parica del disco su Cosa Nostra, KD, su Bruggio, ma mi era con Vinza Samrajai, mi era con Savati Mava, Oda, Kizza, andiamo tento un medas con su Bruggio e ho cominciato da su DJ, nante che l'ho pensato da Zepp, e con isso ho fatto questo bello vinile, insomma, e ho tento
grande soddisfazione di questa musica, se sono andato a Sanremo, io sono girato un meta e ho tentato maniera di andare in continenti, a parte questa Sardegna di girato tutto. Io suonavo in il logo su assurdo su questa Sardegna, a suva de carrello su dei trattori, con di Naiuna, su de carrello di Articolaus. Io suonavo annante de 2000 persone, sai, ho fatto concerto su dei importi, io suonavo in tutta Europa. Devo essere preciso, dopo suonavo in Grecia, io suonavo in Berlino, in Madrid, io suonavo in Bologna, Medotas, in Venezia, a Milano, Roma, io suonavo, giravo, ne ho fatto. Ma poi dentro di questa cosa, insomma, io sono scritto canzoni, ho fatto, sì, che uso ancora a fare, che si anda a girare e a cantare a su. Sempre per lo spago, nel senso che prima andavo in ogni luogo, per si arrianta, già in ogni fine uscita, ma sicuramente se sono io un mattucchello, sono scioperato. Invece ti è cambiato il mondo pure, i locali sicuro non si sono preoccupati, si sono aderenti. Certo, è cambiato sul mondo, teniamo il logo sul nostro, se noi andiamo sempre, ma ricordo, poi nel Sant'Antiochio sono un 1.800.000, sai, ma non è questo. E mi piace ricordare, se amico su Deborah, le tutte esatto, aggiutavo. E questa cosa bella che ho detto, in questi vestiti a pillo, e che di gusto io sulla Soffiz a guardare sti cieli, nel senso che la gente commenti World Hot, che è stato un DJ, bravo meta, che sta arrivando ai mondiali, salutato a Matteo. E un picciochetto di 20 anni, stavo a dire 22, è figlio di uno che suonava con noi e ha tentato maniera di alzare su questo palco con noi, quindi su salto di generazione è stato parlato. Però Torrausa si piace ognuno sul ruolo cosa sua, perché noi non abbiamo capato male e questa cosa non mi piace, anzi mi piace, ma è un gioco. Se sono arrivato ai sconticelli, adesso Quando acaba questa trasmissione. E sto parte di questo programma Cosa Nostra. In Sagale ci causa sempre dei contai, i conticelli spaziosi, sono cose che fonti a parlare. Leggenda. Leggenda, esatto. Questo è un punto di verità di voi, come di ogni leggenda. Forza, comincia tu, Zeppo. Io conticello che da conca, questa vita con valentia. Caso che ti tenevo sulla bella pariga. Cazzo, su che mi ricorda che mi parla ancora e noi. È solo preso per incendere. Dai, una a testa di tenevo, ti potevo contare, di ognuno. Ma tutto ci sono sempre idee in mezzo. Ci sei tu, tu ci sei già ognuno. Noi siamo assassini in scola. Corso? No, non è corso, vai. Questo pure, dai. Se in scuola... Alla caletta, via. Alla caletta. Dai. Siamo convitati, bella cena. Pizza con suisci fresco. Bello, Noi che tenesse tanta fame che non potevamo mettere, mi dava appocando dal house. E dunque sapevo mi dava otto con me, da là su in una zona controllata a vista, e poi ci dà posto in macchina a tornare. Questa macchina piazza nostra. Questa macchina piazza tua, forse si piazza tua. E dunque se ci dà posto in macchina, prima a deaziare, poi si sono sfigato su due birricette. Comunque siamo fatto stress di mangiare e poi siamo tornati in castello. E poi mi dava come ti vedo sul viaggio. Succede che a un certo punto qualcuno si inquieta, non si scippetta. Qualcuno probabilmente c'è sta ancora un cartone di pizza 631 che è babao scaffò da questa macchina. E dunque sono messo su a questa pizza che mi dà ancora perché è troppo buona. La varrata no, su disagio c'è ancora. Si ripone si va a prendere vita. Leppa, ita contasa. No, donne dentro uno. Il suo protagonista è Isso. Dai, certo. A s'epoca si è andata con Sannavi a Sonai. Sì. Si è andata a Movuro, quando si deve spostare in aereo. Civilizzato. A s'epoca, nulla, dopo andare a Sonai a Roma. Dopo Sonai, non mi ricordo, Saprazza viene da Porto Umano pure, la prazza centralissima. Saprazza accanto del Vaticano, no? Fia de Giovia, dopo Sonai su Genavara, sicché dopo più a navi di Castello e su Orte Castello. Dopo andare con questa macchina nostra,
Carriossa a macchina, piauso Deo, Dui, Michela e Key Wild. Carriossa a macchina, azziauso in nave. Sa nave partia dai sessi. Oh, ma Zepp! Non si bidia. Azziauso in nave, sa nave partia dai sessi, via 4 mesi, imbarcauso. Oh, ma Zepp, nuda. Zepp, ma mandavo un messaggio a Zepp, nuda, su telefono staccato. Provare a cercare, su telefono staccato. Si vede scaresce. Si vede scaresce che devo partire a Roma a suonare. Ma cosa? Si in crasi, pizzeriaso. Oh, tutto bene. Tu ci sei a e tu? A Vasese. Io sono andando a Roma e tu? Come stai andando a Roma? Andando a Roma. Brullas. Vabbè. No. E tu? Bello. Qualcuno in ricordo? No, devo mi ricordo una che ci viamo sul nostro protagonista, sa? A tempo sono andato su Vinza a suonare in questo centro sociale, si narrata ancora. E mi ricordo andavo a suonare a Milano, questo centro sociale Garibaldi. E si sono andati a croccare pure, si sono andati a croccare, si sono abituati a vivere in questo luogo, le case occupate, no? Le case occupate e via da luogo noi in e come tenai occupante, due vivianti. Comunque per questo concerto andavo a si croccare, un po' vita mia, ho usato in altro luogo, in suo proprio condominio, non devo sapere. E che si croccava, chiaramente si via croccava vestito, perché non te ne metti via sul luogo. Comunque, a un certo punto, si intende questa cosa e fia du gai che si vede accostava a Savacci e su merito di questa domo via du gai e quindi poi no, avevo questa esperienza di croccavo in due domo occupata poi antagonismo tutta questa cosa poi no però visite e pensate in ignoranza cosa mia non io mai croccavo in due domo occupata non avevo come ti tutto la sala andai no Sambini via dalla strada andare. Se in classe siamo andati via si croccavo Zatros e sul logo no, via da domo, via da domo. Sul logo pulito. Quindi sa conclusione è questa. Non tutti i domi occupati sono punti uguali. Quindi questa è essa cosa. C'è da me. Una volta abbiamo saccato di scaresce uno in aeroporto a Stoccarda. Vuota abbiamo saccato di scaresce uno in aeroporto, ma questo è un altro sconto. Secondo io tento maniera adesso non hai vinto in Germania. Fuori da uso de Benidorm. Ma da pozzo una cosa. No, ma questo tocca da danare. Dai, una da dove, forza. Una volta fommo andando dal Ghero. Questo non mi ricordo. Oggi mi ricordo. Dai, conta. Che uno si ne scaresce su un mixer, può suonare. E chi è questo? Isso. Oggi lo teniamo su me. Però si vede contro un mixer, sul mio microfono. Sul mixer vuoi voci. Sul mixer vuoi voci. E quindi come ti viene? Sono arrivato a Monistesi e aveva scoppiato questa guerra in cui. Certo sì. Certo. Vabbè, i 100 solo 2 anni. Però questo è tornato sul conto di prima, è a sopportare i sfradi. Quello sopportare i sfradi. Sì. Sa pregunta, posso Benidorm non si dà vazzo, perché tanto è uscito tutto è inutile si da precontare. Te si preconta sul progetto su posso Benidorm. Te ne pensi fai Cittadini? Questo progetto Cittadini sei a Masua. Via. C'è un bel evento da sport e quindi da pandemia. Tu te ne fai Cittadini? Posso Benidorm? Vivo di budino. Andà bene, vuoi aggiungere qualcosa? No, sei a posto? Su desigio, buono, su desigio inglese, suona. Poi magari nasce quanto. Tre turruzzi, io sto suonando, mandavo a Buciumano, andava. Dai, ti do grazie, ti do segata, bella regionale. Salutai, spettatori, si usato. A si intendi il luogo, a si conosci Mannus e Bonus. Ancora per un Mannus. Ancora per un Mannus. E con gusto da Serrauso, poi si fa su una canzonetta strafanata. A su questo palco, si ricordare come si fa. Andava bene, in questo chiesti su live, in noi, in Fuori du Sessone.
clandeste scuricao. E fia sotto il domo da studiare luce su biciamo. Che su tempo è andato, mi intendo male. Nei documenti con sto sentito quando sta proprio. Che succede quando pare di chi sia frangenti. Dogna lacrima, scendi sta gente, mi sommettisi, niente su correnti. Che ha fatto denti in macco, so chi non ti comprendi. Te che succedenti poi mi metti. Poi ti schiu che parlo più, conto su chi più, commento un libro che ti parli di bestia. E sa con più più, faccio su mio, se rosso mio, guarda se bio, niente che usciu. E la stanno su quello libero, il logo, che tanti parri tutto gioca, poi si aggiunge il rogo. Siga che tagli innasicati in questo fuoco, niente che sopra su niente te dogna ricordo. Tu cartami me so senza bisogno da intro. Dogna lampo, dogna se rifiusa, dogna conte. Su che ho subito, dogna sentito e dogna scalmenta s'accabata adesso pranto. Casti avvetti con suo cubro ma non l'ha sospanto. E suo senso da sapere sicuro adesso altro. Niente che stanotte fuori lui quando mi ammacchio. Niente via saccando, niente via saccando. Niente che su benitori può qualcuno. Niente che cravoi de gusta terra fatta a fumo. Nemo so nessuno, quali puto ognuno. Sul destino va riscritto e no si messo fuori prumo. Che non rende scioso ma si indiscabuli mai. Niente che su freddo chi ti lo contai. Niente che su mare il nostro brusa funda sa che te su niente chi te sa cercare. Niente che su santi si stariava in neci nostra. Niente che su lui si bidava come sa posta. Niente che è una storia che ci sa a memoria poi te da connotta 100 di ora parra quale si tognotta. Niente che su sangue che mangia sa pedra antica. Che sa bistimenti fiuta canno ed essi vita. Vita fatte fida, cida fate cida. Niente finza accanto non si fide. Castami mi so cosa sa bisogno da intro. Dogna lampo, dogna zerra fiasa, dogna conte. Sa, so che ho subito, dogna sentito. E dogna sclamenta s'accabata adesso pranto. Casti avvetti con suo compro umano l'ha sospanto. E suo senso da sapere sicuro adesso altro. Niente che stanotte fuori lui quando mi ammacchio. Niente via saccando, niente via saccando. Mi so cosa sa bisogno da dentro. Dogna lampo, dogna se rifiusa, dogna conto. So che ho subito, dogna sentito e dogna sclamenta s'accabata adesso pranto. Casti avvetti con suo cubro ma non l'ha sospanto. E suo senso da sapere sicuro adesso altro. Niente che stanotte fuori lo sangue mi ammacchio. Niente via saccando, niente via saccando.